Un cratere si è aperto all'improvviso in via Marzolo, nel quartiere Portello. La buca non è stata provocata dal maltempo, bensì da un cedimento di una grossa tubatura della rete fognaria che è collassata all'improvviso all'alba, provocando il cedimento dell'asfalto. La condotta fognaria del diametro di 2,5 metri si trova a 2 metri di profondità. Sul posto la polizia locale ha chiuso il tratto di strada e sono intervenuti i tecnici di Acegas APS e AMGA. Non stiamo parlando di un ammaloramento stradale, ma lì sotto passa una condotta fognaria che ha con un grosso scatolare da 2,5 metri, un tubo della fognatura di largo 2,5 metri, di sezione 2,5 metri. Questa condotta è collassata, quindi si è danneggiata, adesso individueremo anche i motivi nelle operazioni di riparo, e quindi si è portata giù la strada. Fortunatamente al momento del cedimento la macchina che stava transitando è rimasta incastrata e nessuno dei suoi occupanti è rimasto ferito. I tecnici poi hanno esteso la voragine per consentire di sistemare la condotta. La tubatura, relativamente recente, sarebbe collassata senza particolari avvisaglie. Il gestore della rete fognaria è Acegas APS AMGA, che lavora ovviamente in stretta sinergia con il comune per la gestione della rete. Lo stato di salute è uno stato di salute monitorato, e quindi dove abbiamo condotte più vetuste, insomma, sono i luoghi dove si generano più rotture. Qui non stiamo parlando di una vecchia condotta, quindi insomma capiremo anche cos'è accaduto. Questi sono anni di grandi investimenti, quindi sono anni in cui insieme ad Acegas APS AMGA stiamo lavorando per risanare e rinnovare tante condotte stradali. Nell'ultimo periodo in via Marzolo però sono transitati molti mezzi pesanti e betoniere che stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un edificio.